possiamo iniziare la nostra lezione di oggi, 16 marzo. Innanzitutto mi presento, io sono Valeria Filì e sono ordinaria di diritto del lavoro. Insegno diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritto sindacale nei corsi di laurea di giurisprudenza e le nostre triennali giuridiche. Tra l'altro io ho anche in questo momento un altro, onere che mi contraddistingue, che è quello di ricoprire la carica di delegata del Rettore alle Pari Opportunità e presidente del CUG. Questo motiva anche il logo che ho voluto mettere, che è Uniud Inclusiva, perché abbiamo creato questo logo all'Università di Udine proprio per contraddistinguere tutte le iniziative che facciamo che riguardano le pari opportunità. Anzi, vi segnalo che per vedere quello che facciamo potete andare sul sito del CUG, che è ricco di cose interessanti. L'altro logo che ho messo è quello del Laboratorio Lavoro, di cui faccio parte nel Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il terzo logo, quello verde, è quello che un po' ci accompagnerà oggi, perché parleremo di anziani, parleremo di sostenibilità del welfare. E quel logo lì è il logo che abbiamo creato come gruppo Active Aging dell'Università di Udine, che è un gruppo interdisciplinare formato da ricercatori e ricercatrici di tutti i dipartimenti, che si occupa proprio dei temi dell'invecchiamento in una logica inter e multidisciplinare. Allora, iniziamo a ragionare prendendola dalla lontana, e cioè nella storia, nelle favole, si parla di età, ma sempre nella logica che c'è l'aspirazione a non invecchiare o a vivere in eterno, cioè l'elisir di lunga vita, l'acqua della vita, la pietra filosofale, nascono proprio con l'idea che l'essere umano ha bisogno di pensare che ci possa essere una vita eterna, però terrena. Se ci pensate nelle favole, nei racconti, quando si parla di questa ricerca della vita eterna ma terrena, è sempre una ricerca che punta a vivere tanto, ma in salute. Cioè l'idea dell'acqua della vita è anche quella di curare le malattie, quindi non è soltanto vivere, ma è vivere bene, vivere stando bene. Quindi è l'idea di un invecchiamento, perché gli anni comunque passano, ma non l'idea di un invecchiamento in malattia. E questo è quello che però può accadere quando si invecchia tanto. Quindi ci sono dei personaggi della cinematografia, dei racconti, che parlano di questi ultracentenari che tutto sommato però a un certo punto cominciano ad avere dei sintomi di vecchiaia. Quindi anche nei film, quando vediamo raffigurati degli ultracentenari, nei film di fantascienza, nelle favole, quindi nei fantasy, poi c'è un momento in cui si percepisce questa stanchezza anche da parte di queste persone che hanno vissuto centinaia di anni. Quindi l'idea dell'invecchiamento si accompagna in qualche modo anche all'idea della sofferenza, all'idea della malattia, per cui anche se si è cercato nella fantasia, con la letteratura, quindi le favole, di riuscire a trovare delle strade per dire esiste una vita eterna terrena, possibilmente in una salute accettabile, poi però resta l'idea che alla fine ci sia un punto di arrivo. E oggi siamo molto consapevoli di questo, quindi questa è la premessa, perché oggi quando si parla di invecchiamento della popolazione, e vedremo che ragionamenti faremo dal punto di vista welfaristico, quindi previdenzialistico, il tema è proprio quello, vivere tanto, ma vivere come, in che condizioni di salute, prima cosa, e poi il secondo grande problema è, ma vivere tanto rende sostenibile, no? Il sistema che abbiamo costruito, cioè questo sistema di welfare riuscirà ad affrontare questa proiezione che è quella di un invecchiamento costante. Quando parliamo di sviluppo sostenibile, lo dico in particolare alla nostra studentessa, noi possiamo, prenderla da vari punti di vista. Quindi lo sviluppo sostenibile può essere, considerato secondo un approccio più economico,
ed è il primo approccio che ci viene in mente, oppure l'approccio ambientale, certamente anche questo ci viene subito in mente, ma c'è l'approccio sociale, quindi sostenibilità sociale. Naturalmente sostenibilità sociale, ambientale e economica sono intrecciate e in particolare quando parliamo di invecchiamento della popolazione noi dobbiamo considerare tutti questi aspetti. Allora, innanzitutto voglio partire da un dato. La spesa pensionistica a carico dell'INPS, che è il nostro ente previdenziale per eccellenza, è il 16,3% del PIL e corrisponde al 28,4% della spesa pubblica. Quindi le pensioni al nostro sistema oggi costano già tantissimo. Pensate in particolare facendo un paragone con la spesa per la genitorialità, che rappresenterà, come vedremo, un grosso problema e siamo sotto l'1% in Italia. Quindi capite che c'è un grosso investimento in termini di spesa per quello che riguarda la sostenibilità di un welfare, che è un welfare che si deve occupare molto delle persone di una certa età, delle persone anziane. Dobbiamo allora capire che cosa significa essere anziani. Quando si diventa anziani? Quale candelina che spegniamo è la candelina che ci fa saltare nella categoria degli anziani? E sembra facile dare una risposta a questa domanda, ma non è facile per niente, perché a seconda di come guardiamo il problema noi possiamo dare delle risposte diverse. Quindi le risposte dipendono molto dal punto di vista in cui noi ci poniamo. Quindi la domanda è quando si diventa anziani. Allora, per esempio, per l'ONU gli anziani sono quelli che hanno più di 60 anni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è proprio così, cioè l'atteggiamento è più flessibile perché dipende dal paese preso in considerazione. Cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice ok, 60 è un'asticella verosimile, ma un conto è la persona che vive nei paesi, diciamo, occidentali, un conto è la persona che vive in Africa o in Asia o in altre realtà. Quindi consente una flessibilità territoriale proprio perché le condizioni di vita sono molto diverse. Considerate che, giusto per fare un esempio, ai tempi dell'antica Roma l'età media era 30-35 anni, gli anziani, cioè quelli che andavano oltre i 35 anni, erano pochissimi, quindi è chiaro che l'età si è allungata, il concetto di vecchio e di anziano è molto cambiata. E proprio per questo motivo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria nel corso del tempo invita ad alzare l'asticella. C'è una tendenza ad alzare l'asticella, cioè anziani chi sono? Beh, proprio in una delle ultime dichiarazioni la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia dice 65-75 anni, cioè questa è una fascia d'età in cui possiamo cominciare a parlare di popolazione anziana, ma addirittura la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria dice anche un'altra cosa, dice che dovremmo addirittura distinguere nella galassia degli anziani, cioè parlare di giovani anziani, proprio quelli tra i 64 e i 74, cioè quelli che una volta erano sicuramente da considerare anziani, ma oggi per le condizioni di vita, di salute, per le cure mediche e i sostegni che ci sono, possono essere considerati giovani anziani. Gli anziani veri e propri, che allora scattano oltre i 75 anni, fino a circa gli 84 anni, i grandi vecchi fino ai 99 anni e i centenari. E vi ho messo due persone che sono attualmente in vita e che sono ultracentenarie. Una è spagnola, l'altra è giapponese, sono due donne. La prima è nata il 4 marzo 1907, l'altra il 25 aprile 1000, sempre 907? Sì, e quindi diciamo abbiamo oltre 116 anni. Quindi è chiaro che stiamo parlando di età incredibili. Ho visto proprio, ci sono nel Guinness dei primati, quindi ho preso soltanto un estratto, nel Guinness dei primati ci sono persone che sono arrivate a vivere oltre 120 anni. Quindi questi sono casi eccezionali, però come dice l'Istat, saranno sempre meno eccezionali, o comunque le persone centenarie saranno sempre meno eccezionali.
io sono una giurista, mi occupo di welfare, di previdenza. In Italia qual è l'asticella giusta? Ma quando parliamo di anziani, molte volte noi ancoriamo il concetto all'idea della pensione. Naturalmente ci sono varie forme pensionistiche, la galassia pensionistica è molto varia. Possiamo ancorare il concetto all'idea della pensione di vecchiaia, che è effettivamente la pensione che, trattandosi di pensione di vecchiaia, è quella che ci potrebbe definire il concetto di vecchiaia. Allora, nel 2023 la pensione di vecchiaia, il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce quando si compiono 67 anni, quindi abbiamo il requisito anagrafico e oltre, vabbè, il requisito contributivo che è indispensabile. Quindi abbiamo una prima, diciamo, se vogliamo, categorizzazione, che è quella delle persone che sono riuscite ad andare in pensione di vecchiaia, quindi oggi potremmo dire 67 anni, ma vedete c'è anche l'altra opzione, perché il legislatore prevede che per chi ha un sistema di calcolo contributivo puro, che non può andare in pensione a 67 anni, quindi l'altra soglia prevista è 71 anni, quindi già dipende dal tipo di calcolo della pensione a cui si è soggetti e questo già ci dà l'oscillazione dell'età, 67 o 71. Siamo intorno quindi ai 70 anni, non più ai 60 anni di cui abbiamo parlato all'inizio. Naturalmente questi numeri sono numeri che possono variare, che il legislatore varia in ragione di tutta una serie di condizioni. Nel corso del tempo noi abbiamo avuto varie riforme pensionistiche che hanno alzato proprio la soglia dell'età pensionabile. Non c'è differenza di genere? No, in questo non c'è differenza di genere, no. Allora, parliamo quindi dell'impatto dell'età sul welfare. Il welfare che cos'è? Il welfare in Italia noi lo intendiamo come sistema di sicurezza sociale in senso ampio, quindi quando noi parliamo di welfare diamo una definizione molto molto ampia, a volte anche imprecisa e tecnica. Possiamo utilizzare l'espressione di Lord Beveridge, che è il padre della sicurezza sociale, che nell'Inghilterra del 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, è quello che propone un piano che porterà alla creazione del sistema sanitario esteso a tutti, quindi la salute estesa a tutti i cittadini. Quindi è il fondatore dell'idea di una tutela universale nei confronti della salute. Lui parlava di una tutela della persona dalla culla alla tomba. Questo era proprio lo slogan di Lord Beveridge. Quando noi parliamo di welfare oggi, ovviamente non abbiamo soltanto ereditato il modello di Lord Beveridge, abbiamo ereditato anche altri modelli. Il nostro è un modello misto, un modello che in parte universalistico secondo i principi beverigiani, in parte invece mutualistico assicurativo. In ogni caso, l'idea del welfare, quindi quando parliamo di welfare, è proprio l'idea della sicurezza sociale che è sancita nella nostra Costituzione all'articolo 38. L'articolo 38 della Costituzione fonda il nostro welfare state, cioè significa che lo Stato, in tutti i suoi livelli di governo, deve garantire ai cittadini e alle cittadine e non solo ai cittadini e alle cittadine, perché dobbiamo anche poi dare un'estensione a questa definizione, stanti, diciamo, le elaborazioni successive dottrinali, legislative e giurisprudenziali, ma in ogni caso deve assicurare una tutela ad ampio spettro, una tutela che riguarda la previdenza e una tutela che riguarda l'assistenza. Soltanto sinteticamente, giusto per far capire la differenza, ho creato questo schema in cui definisco l'assistenza e la previdenza, che sono due concetti che spesso vengono, diciamo, utilizzati come sinonimi, ma che sinonimi non sono. Assistenza e previdenza sono insieme costituiscono la sicurezza sociale. Allora, l'assistenza è sancita nella nostra Costituzione dall'articolo 38,1. L'assistenza riguarda tutti i cittadini, dice la nostra Costituzione, ma io aggiungo che
Anche i cittadini dell'Unione Europea oggi possono accedere a determinate prestazioni e anche i cittadini dei paesi terzi a determinate condizioni. Comunque, la Costituzione parla di cittadini, dobbiamo dare un senso estensivo. L'assistenza riguarda che cosa? Riguarda il soddisfacimento di uno stato di bisogno da parte della persona, uno stato di bisogno effettivo, uno stato di bisogno che deve essere accertato. Voi vi rendete conto se si tratta di una prestazione assistenziale quando per poter accedere a quella prestazione o lo Stato, o la Regione o il Comune chiedono l'ISEE, che è lo strumento attualmente vigente di accertamento dello stato di bisogno. Quando viene chiesto l'ISEE significa che siamo di fronte ad una prestazione di natura assistenziale, cioè una prestazione che viene erogata al soggetto in stato di bisogno purché quel bisogno venga accertato. I soggetti competenti possono essere lo Stato, le regioni, a cascata ovviamente anche gli altri enti territoriali, comuni, città metropolitane. Il finanziamento dell'assistenza è un finanziamento che deriva dalla fiscalità generale, dalle tasse. L'altra ipotesi, che è un'altra gamba su cui si muove la sicurezza sociale, è la previdenza. Quando parliamo di previdenza parliamo dell'articolo 38,2 della Costituzione. È l'articolo 38,2 che fonda la previdenza. Il soggetto competente in materia di previdenza è lo Stato e i destinatari degli interventi, quindi delle prestazioni previdenziali, sono i lavoratori. Fate attenzione, non i cittadini, i lavoratori. Dove c'è lavoro c'è previdenza, quindi perché ci possa essere previdenza ci deve essere un rapporto di lavoro. Un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, ma ci deve essere un rapporto di lavoro. Se non c'è un rapporto di lavoro, allora non stiamo parlando di previdenza, stiamo parlando di assistenza. In questo caso però la condizione di bisogno non deve essere accertata, ma è presunta. Cioè ci sono ipotesi tassativamente previste nella Costituzione, poi tradotte dal legislatore e normate e quindi disciplinate, in cui si presume la condizione di bisogno. Vi faccio l'esempio. La lavoratrice in maternità, quindi in stato di gravidanza e poi dopo aver partorito, ha diritto all'indennità di maternità, a prescindere dal fatto che sia ricca o povera. È il rapporto di lavoro che le dà il diritto ad ottenere l'indennità di maternità. Il lavoratore che compie la fatidica età dei 67 anni, o la lavoratrice, hanno diritto ad andare in pensione, a prescindere dallo stato di bisogno, perché l'aver spento quella candelina per la nostra Costituzione e per il legislatore significa entrare in quella categoria di bisogno presunto. C'è una certa età, c'è una certa esigenza. Non si chiede l'ISEE, non si chiede se sei ricco o se sei povero, hai diritto alla tua pensione a prescindere e così via. Quindi provate anche a pensare, ad esempio, vi sarà capitato di avere qualche persona che conoscete che è rimasta disoccupata e magari ha avuto diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione che oggi si chiama NASPI. Bene, per ottenere la NASPI ci vogliono determinati requisiti, ma certamente non c'è l'accertamento dello stato di bisogno. Non devo presentare l'ISEE per ottenere la NASPI. Mi basta dimostrare che sono disoccupato, che ho maturato certi anni, un certo periodo di tempo di lavoro, un certo numero di contributi. Quindi lo stato di bisogno è presunto, non è uno stato di bisogno che dobbiamo accertare effettivamente. Perché? Perché dove c'è lavoro c'è previdenza, sono tutele che scattano automaticamente, nel senso che sorge il diritto, naturalmente quando maturano determinate condizioni, ma non dobbiamo provare lo stato di bisogno effettivo, cioè la necessità, la povertà, cosa che invece dobbiamo provare quando si tratta di bisogni di natura assistenziali. Quindi questa è la grande distinzione. Assistenza e previdenza formano insieme la sicurezza sociale e il cosiddetto welfare. Naturalmente, quando parliamo di queste tematiche, la domanda è proprio da dove troviamo i soldi, cioè chi finanzia la previdenza e l'assistenza. Allora, vi ho fatto già un cenno e lo andiamo ad approfondire. Cioè, quando parliamo di assistenza, l'assistenza è finanziata dalle tasse. Sono le tasse dei contribuenti, dei cittadini, delle cittadine, delle persone che pagano, quindi che lavorano sul nostro territorio, che hanno dei redditi e che quindi sono tenuti al pagamento delle tasse, che consentono di sostenere il welfare assistenziale.
Per quello che riguarda invece la previdenza, quindi il pagamento di quelle prestazioni che spettano ai lavoratori e alle lavoratrici, la fonte di finanziamento principale è la contribuzione, i contributi. Nel momento in cui abbiamo un rapporto di lavoro, ripeto, subordinato o autonomo che sia, sorgono degli obblighi contributivi, e cioè è obbligatorio che la contribuzione venga versata all'ente previdenziale di riferimento. Per i subordinati l'ente previdenziale di riferimento è l'INPS, quindi è l'ente, diciamo, che ci viene in mente immediatamente. Ci viene in mente immediatamente anche l'INAIL quando parliamo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma se pensiamo ai professionisti ordinistici, per esempio agli avvocati, ai consulenti del lavoro, ai commercialisti, ai medici, agli ingegneri e così via, noi abbiamo le casse professionali. Le casse professionali che hanno la stessa funzione dell'INPS, cioè devono incamerare la contribuzione per poi poter erogare la pensione. Quindi in sostanza la contribuzione è quella linfa che alimenta la previdenza sociale. Ora, in realtà la distinzione previdenza, assistenza non è così netta, ci sono degli ibridi, ma in particolare non è così netta la distinzione nei sistemi di finanziamento. Non è così netta perché comunque le tasse vanno allo Stato. L'INPS è un braccio esecutivo dello Stato. Quindi che cosa accade? Che se c'è necessità lo Stato gira all'INPS e l'INPS comunque cerca di erogare le prestazioni anche facendo conto di quanto lo Stato gli versa. Quindi accade frequentemente che ci siano dei travasi di denaro da un salvadanaio ad un altro. Vi faccio soltanto l'esempio che nel periodo Covid molte prestazioni previdenzialistiche, come per esempio la cassa in deroga, la cassa guadagni in deroga, non avevano in realtà un finanziamento che derivava dalla contribuzione, ma era un finanziamento che derivava dallo Stato. Quindi in realtà noi delle promiscuità, dei mix, no? Li abbiamo costantemente, dipende da che cosa accade. Quindi la distinzione tasse che alimentano l'assistenza, contributi che alimentano la previdenza, è una distinzione teorica, se vogliamo anche fittizia e rigida, ma nella realtà può accadere molte volte che l'INPS pesca dove c'è necessità o lo Stato eroga se c'è necessità. Naturalmente l'invecchiamento della popolazione ci porta a dover ragionare di un vero e proprio problema, perché questo sistema è molto costoso, questo sistema sta in piedi se c'è una solidarietà tra le generazioni. Il fatto che la popolazione invecchi, inesorabilmente invecchi, naturalmente ci porta a fare delle considerazioni. Noi siamo in una fase storica in cui davvero le persone stanno invecchiando molto velocemente, abbiamo un'aspettativa di vita elevatissima, vi faccio vedere oggi l'aspettativa di vita alla nascita è di 81,2 anni per gli uomini, 85,4 per le donne, ma nei prossimi 20 anni si pensa che l'aumento sarà di 5 anni. E quindi addirittura appunto si dice come non saranno infrequenti, dice l'Istat, i centenari. E che cosa accade allora? Beh, è molto, diciamo, emblematicamente esemplificato da questa immagine, che il peso degli anziani sarà di gran lunga superiore al peso dei giovani. E questo è chiaro che può portare a un forte squilibrio in un sistema che, come abbiamo detto, fonda la sua sostenibilità su tasse e contributi. Perché ci siano tasse e contributi, ci deve essere qualcuno che paga le tasse e i contributi. Visto che questa chiacchierata serve anche per darvi delle informazioni, degli spunti di approfondimento, io vi segnalo questo bel sito web che potete tranquillamente consultare, che si chiama Neodemos, ed è un sito web fatto molto bene, gestito da demografi, da tutta la scuola del professor Massimo Livi Bacci, che è uno dei più grandi demografi italiani, ormai un decano della scuola dei demografi,
e trovate tantissime informazioni di vario genere. Beh, che cosa colpisce immediatamente? Colpisce questo, che la popolazione mondiale è in crescita, noi ormai abbiamo superato gli 8 miliardi di persone, ma l'Europa non è in crescita, è in decrescita, quindi in realtà le zone del mondo che sono in crescita sono altre, è l'Africa e l'Asia e in parte il Sud America che sono in crescita, ma certamente non è l'Europa e certamente non è l'Italia. Noi eravamo a 60 milioni, stiamo scendendo precipitosamente sotto i 60 milioni. Adesso la stima è che siamo intorno ai 59 milioni, però guardate, abbiamo giovani da 0 a 19 anni intorno ai 10 milioni e di anziani oltre 64 anni sui 14 milioni. E allora io che sono una giurista ormai amo andare a spulciare proprio nelle statistiche dell'Istat, addirittura nei report dell'INPS che sono estremamente interessanti e mi piace ragionare proprio guardando determinati grafici che sono emblematici. Questa è la raffigurazione della piramide dell'età dell'Italia del 2022, dove appunto siamo intorno ai 59 milioni. Questa è una raffigurazione che ho trovato sui siti di Eurostat. Allora, io sto dicendo che questa è una piramide dell'età, ma un bambino della scuola elementare una bambina delle scuole elementari mi direbbero: ma questa non è una piramide, maestra, questa non è una piramide. Non è una piramide, si chiama piramide dell'età perché resta l'antico nome di quando effettivamente era una piramide. Questa è l'Italia degli anni 50, in cui eravamo 46 circa milioni, eravamo in una composizione della popolazione che può essere raffigurata come una piramide, cioè una base abbastanza ampia perché i bambini nascono e poi via via che le persone crescono, man mano anche muoiono. Questa è la piramide dell'età e questa piramide fa sì che ci sia una base larga, poi man mano la popolazione si riduce fino al vertice dei più anziani. Però attualmente invece non è una piramide, ma è un fungo. Perché è un fungo? Perché abbiamo una base molto stretta, sono i nuovi nati, i pochissimi nuovi nati, sui quali grava il peso di certe generazioni, i cosiddetti boomers. Come dice mia figlia, mamma, sei una boomer, per dire che sono old fashion, anche se ritengo di non esserlo, ma insomma, ovviamente per lei che ha 14 anni lo sono. E i boomers sono quella fascia dove vedete sembra inizi il cappello del fungo. Ma che cosa notiamo? Notiamo che quella base molto stretta ovviamente deve sobbarcarsi il peso di quel cappello del fungo e questo perché i nuovi nati devono sobbarcarsi il peso di generazioni di adulti che sono abbastanza numerose. Ma vi faccio presente che nelle proiezioni dell'Istat, quello che ci aspetta tra un po' di anni è davvero inquietante, è un vero e proprio incubo, perché le proiezioni dell'Istat ci dicono che se continuiamo così, cioè a non nascere e ad avere un'aspettativa di vita così alta, noi praticamente nel 2064 avremo la stessa popolazione degli anni 50, ma con un grafico, vedete, completamente diverso. Cioè negli anni 50 comunque il sistema era sostenibile perché c'era la piramide, adesso sta diventando, non è nemmeno un fungo, sta diventando un vero e proprio parallelepipedo, insomma un rettangolo. E questo perché anche la generazione dei boomers, ovviamente, prima o poi se ne andrà e le generazioni precedenti erano già poco numerose, le nuove generazioni sono sempre meno numerose, quindi addirittura il grafico cambierà profondamente, quindi dall'Italia degli anni 50 con 46 milioni di persone, noi passeremo all'Italia degli anni 60, 2060 con la stessa popolazione ma in composizione completamente diversa e questo ci porrà dei grossissimi problemi perché noi diventeremo un paese con tanti vecchi, pochissimi giovani e con grossissimi problemi di sostenibilità del welfare. Perché? Perché come abbiamo detto il welfare si finanzia tramite tasse e contributi, quindi ci vogliono persone che lavorino e che paghino i contributi e paghino le tasse. Se la popolazione attiva diminuisce, è chiaro che
il sistema come lo conosciamo adesso sarà sempre più difficile da sostenere dal punto di vista economico, ma questo ci porterà a grandissimi problemi di sostenibilità sociale, perché come dicevo all'inizio, anche se si vive tanti anni ma non necessariamente in salute, non abbiamo ancora trovato l'acqua della vita o la pietra filosofale e quindi in realtà il pronostico è quello che la richiesta di servizi, la richiesta di cure sarà sempre maggiore. Quindi ci troviamo ad una proiezione in cui avremo una sempre maggiore richiesta di cure, ma una sempre minore disponibilità di risorse. Naturalmente, che cosa è accaduto in questi anni? Si è, diciamo, rotta quella solidarietà, complicità, quel rapporto tra le generazioni, cioè tra i più giovani e i più vecchi, tra i figli e i padri. Si è interrotta quel rapporto perché? Perché è chiaro che nel momento in cui i figli sono sempre meno e quei pochi magari fanno anche fatica a trovare una occupazione, è chiaro che diventa difficile sostenere le pensioni degli anziani. E poi pensate anche in qualche modo al scoraggiamento che spesso trovate, no? Molti giovani dicono, magari che hanno iniziato da poco a lavorare, dicono ma chissà quando e se andrò in pensione. E quindi la stessa attitudine a svolgere attività lavorative totalmente in nero è un'attitudine che viene stimolata dall'idea che chissà un domani se veramente quei contributi saranno utili per sostenere la pensione. Quindi aver rotto la solidarietà tra generazioni crea tutta una serie di cortocircuiti che ovviamente si ripercuotono negativamente sul nostro sistema complessivo. Fatta questa premessa, vorrei cercare di farvi capire che le porte da aprire, quindi le strade che il legislatore, la politica, il governo, i governi hanno davanti sono varie, ma sono tutte molto complesse, perché questi fenomeni non si governano nell'arco di una legislatura, si governano, se si riescono a governare, nell'arco di molto tempo. Quindi ci vuole una grande lungimiranza, una grande proiezione verso il futuro e non pensare a riforme a breve termine che sono utili soltanto dal punto di vista elettorale, perché in realtà agire in questo settore vuol dire avere una visione, rendersi conto della responsabilità che noi oggi abbiamo nei confronti delle giovani generazioni e dire, beh, cerchiamo di dare un futuro di welfare anche a loro, perché andando avanti così sarà assolutamente insostenibile. Allora, le strade, ripeto, sono tante, ma sono tutte abbastanza complesse. Una prima strada è ovviamente quella dell'aumento della contribuzione ed è una strada che il nostro legislatore ha già percorso, altri stati hanno già percorso, ci sono stati aumento della contribuzione, ma possiamo anche dire aumento della tassazione. Ci sono stati come i paesi del nord Europa, i cosiddetti paesi scandinavi, che hanno una tassazione molto alta. Hanno una tassazione molto alta, ma riescono ad erogare molti servizi. Il loro welfare è molto forte, ma il welfare costa, erogare servizi costa e quindi la tassazione e la contribuzione sono molto alti. Però è chiaro che io non posso aumentare la contribuzione costantemente, perché questo poi comprime la vita quotidiana delle persone, comprime la disponibilità di denaro, crea degli effetti perversi, cioè l'evasione fiscale, l'evasione contributiva, quindi il lavoro sommerso. Quindi è chiaro che l'aumento costante della contribuzione non è possibile. L'aumento della contribuzione è possibile in certi momenti, in certi settori, ma in paesi come l'Italia o come altri paesi, appunto quelli scandinavi, in cui abbiamo già il cosiddetto cuneo fiscale molto forte, no? Oggi su tutti i giornali si parla di quello che ha detto ieri Landini e si parla di cuneo fiscale, la stessa Presidente del Consiglio Meloni dice dobbiamo ridurre il cuneo fiscale. Cosa vuol dire ridurre tasse e contributi? Cioè l'esatto contrario, perché per liberare di più ovviamente del denaro che viene messo in circolo per far vivere in qualche modo meglio le persone, ma considerate però che se diminuiamo tasse e contributi, noi comunque andiamo a diminuire le risorse che servono per tenere in piedi il welfare. Quindi l'aumento della contribuzione è una soluzione che in questo paese, in questo momento, non è sicuramente politicamente accettabile perché nessun partito proporrà di aumentare tasse e contributi e obiettivamente nemmeno i cittadini la tollererebbero perché sono già fortemente gravati da tasse e contributi. E
ripeto, aumentare eccessivamente poi crea evasione fiscale e contributiva, quindi crea un circolo perverso, vizioso. Un'altra ipotesi, un'altra porta che possiamo aprire, un'altra strada che si può percorrere è quello dell'aumento dell'età pensionabile. Cioè significa spostare l'asticella della pensione sempre più lontana, significa allontanare sempre di più il sogno della pensione ed è quello che è stato fatto costantemente dai nostri legislatori, perché tutti ci ricordiamo la ministra Elsa Fornero che ha alzato in maniera impegnativa l'asticella per moltissime persone, in particolare per le donne, ma in realtà quest'aumento dell'asticella è un qualcosa di graduale che già risale a varie riforme precedenti, soltanto che i governi che hanno dovuto affrontare il tema hanno sempre cercato di posticipare questa diciamo messa a regime delle riforme, proprio perché le riforme sono molto pesanti, quindi alzare l'età pensionabile implica ovviamente proteste, implica doversi confrontare con tutta una serie di categorie che chiedono esattamente il contrario, cioè di andare in pensione prima. Per cui diciamo che non sono politiche convenienti dal punto di vista proprio della utilitarità dei politici, dei governi, delle maggioranze, perché portano a grandi proteste e portano ovviamente a alimentare l'opposizione. In ogni caso la riforma Fornero, tra l'altro vi segnalo che proprio il 24 marzo avremo ospite la ex ministra Elsa Fornero a un convegno che ha organizzato insieme ai consulenti del lavoro nel Dipartimento di Scienze Giuridiche. La ministra Fornero insieme al governo l'ex presidente del Consiglio Monti hanno diciamo gestito una situazione molto critica in cui su un governo tecnico di salvezza sostanzialmente nazionale è stata scaricata questa patata bollente della gestione della sostenibilità del welfare e quindi ha fatto il governo tecnico quello che alcuni governi precedenti, molti governi precedenti, non erano riusciti a fare e quindi ha veramente alzato in maniera abbastanza tempestiva, abbastanza anche concentrata nel tempo l'età pensionabile, creando poi tutta una serie di proteste e di problematiche anche, in particolare poi per le donne, perché ha totalmente parificato l'età pensionabile degli uomini e quella delle donne. Quindi diciamo l'aumento dell'età pensionabile è una strada percorribile, ma è una strada difficilmente percorribile se non vogliamo continuare ad aumentare l'asticella. Vi ho detto prima all'inizio della nostra chiacchierata, attualmente le asticelle sono 67 anni, pensione di vecchiaia, se la pensione è totalmente contributiva 71 anni e sono già asticelle abbastanza impegnative da reggere. È difficile che le persone, che la popolazione italiana possa accettare degli ulteriori aumenti dell'età pensionabile, considerando che anzi ci sono forze politiche che stanno puntando sulla diminuzione dell'età pensionabile. Ovviamente se la strada percorribile non è quella dell'aumento della contribuzione e della tassazione, se non è quella dell'aumento dell'età pensionabile, per sostenere il welfare, un'altra strada percorribile, è molto semplice, è quella della riduzione delle prestazioni, perché se non ci sono i soldi, le prestazioni non possono essere erogate per tenere il sistema in qualche modo in piedi. L'altra strada è quella di ridurre le prestazioni. Pochi soldi e a questo punto non posso far altro che ridurre le erogazioni. Ridurre le prestazioni può essere proprio ridurre il quantum delle prestazioni, questa è una strada facilmente percorribile, questa strada però crea anche qui un problema politico perché le maggioranze che devono gestire la riduzione delle prestazioni ovviamente si portano appresso le proteste, perché se io passo una prestazione da 100 a 50 è chiaro che le persone protesteranno perché quella prestazione prima era 100 e poi è diventata 50. Allora, furbescamente, molte volte che cosa fanno le scelte politiche? Non riducono il quantum della prestazione, ma rendono la prestazione più difficile da
diciamo, da conquistare, quindi modificano i criteri di accessibilità a quella prestazione in modo da non ridurre il quantum della prestazione, però il cammino per arrivare a quella prestazione, cioè i requisiti che mi vengono richiesti, sono più complessi, sono più difficili e insomma alla fine sono meno le persone che riusciranno a raggiungere quella prestazione e ho ottenuto lo stesso obiettivo, ho ridotto gli esborsi. Quindi questa è un'altra soluzione se devo tenere in piedi il welfare. Ovviamente questo se nulla cambia, perché abbiamo detto abbiamo un il welfare instabile, prima ho usato l'immagine dell'elefante che cammina sulla palla, un welfare che può cadere da un momento all'altro, visto l'invecchiamento della popolazione. E quindi è chiaro che a queste condizioni, con queste proiezioni Istat di aumento dell'età e di quindi cambiamento nella popolazione italiana, noi ci rendiamo conto di come sia difficile gestire proprio il welfare che conosciamo adesso. Allora, quali strade ulteriori però possono essere tentate? Questo anche per dare un velo di speranza. Una strada fondamentale è quella dell'aumento della natalità. L'aumento della natalità diventa assolutamente strategico in un paese che non cresce affatto. Non cresce, decresce e, come avete visto prima, sta cambiando proprio la composizione della nostra popolazione, per cui la piramide dell'età non sarà nemmeno un fungo tra un po', ma sarà esattamente un parallelepipedo. I dati sono questi, guardiamo il tasso di fecondità, al momento i dati ci dicono che sono 1,25 figli per donna. In questo tasso di fecondità di dicembre 2022 sono comprese le straniere. Le straniere hanno una propensione alla fecondità più grande rispetto alle italiane e quindi consentono al dato complessivo di raggiungere l'1,25 figli per donna. Considerate però un'altra cosa, nei vari report dell'INPS, dell'Istat e di altri che si dilettano con queste ricerche, emerge molto chiaramente che nel momento in cui le straniere arrivano in Italia e si integrano, smettono di procreare. E come ha detto, mi piace citare la frase del professor Massimo Livi Bacci, ripeto, il decano della demografia italiana, siamo una società perfettamente contraccettiva, cioè evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel nostro welfare, che non spinge le donne, le giovani donne a procreare. E allora guardiamo i dati Istat di novembre 22 sul tasso di occupazione, il tasso di inattività. Perché vi metto questi dati? Perché dobbiamo capire che non si nasce ma non si fanno figli. Scusate, non si nasce ma non si lavora. Cioè, e se non si lavora, come mai le donne che non lavorano non fanno figli? Cioè, come mai tutte queste donne che non hanno un'attività lavorativa non si dedicano alla procreazione? E le donne effettivamente lavorano pochissimo. Guardate il tasso di occupazione maschile 69%, femminile 51%, beh, insomma sono 18 punti percentuali di differenza, che è tantissimo. Cioè l'occupazione femminile è 18 punti in meno dell'occupazione maschile. Guardate il tasso di inattività, la stessa cosa, abbiamo circa 20 punti percentuali di differenza. E cos'è il tasso di inattività? Il tasso di inattività indica le persone che nemmeno tentano di lavorare, cioè non sono disoccupate perché non cercano attività lavorativa. Il disoccupato è colui che cerca e non trova, l'inattivo è colui che non cerca. Ovviamente le femmine sono il 43% come tasso di inattività, non vuol dire che non fanno nulla, si occupano di tante cose e molto spesso di lavori non retribuiti. C'è tutta l'area del sommerso che ovviamente qua non viene evidenziato e che però è molto pericolosa. Allora, noi abbiamo una fotografia che ci dice che non si fanno figli, ma le donne lavorano poco. E allora c'è qualcosa che non torna, perché in un immaginario così comune e antico, la donna che sta a casa comunque fa figli. Allora, oltre al problema della natalità, noi dobbiamo affrontare un altro problema che potrebbe essere una leva per la sostenibilità del welfare, cioè aumentare l'occupazione di donne e di giovani, e in particolare, io dico, di donne giovani. E il fattore determinante è, secondo me, proprio questo, il fattore di le donne. Le donne, secondo me, sono il fattore determinante per una possibile sostenibilità del welfare state. E sono il fattore determinante perché, come vedete, dai dati che vi ho detto prima,
La scelta di non fare figli è comunque una scelta delle donne e il mancato lavoro è un mancato lavoro femminile, non maschile, perché gli uomini hanno un alto tasso di occupazione. Quindi in realtà il vero problema sono proprio le donne. Problema e soluzione del problema. Problema e soluzione del problema, certo, vediamo prima il problema. Il problema è questo, il problema è quello raffigurato da questa immagine che mi piace da morire, da anni che la uso, perché è emblematica proprio della situazione. Il problema che ormai conoscono tutti, cioè quello della difficoltà di conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare. Cioè le donne fanno fatica perché nel momento in cui affrontano un'attività lavorativa spesso devono sacrificare la famiglia perché la famiglia grava sulle loro spalle. Quindi l'abitudine molto italiana di distinzione di ruoli molto netta tra maschio e femmina all'interno della famiglia crea queste disfunzioni. Non solo, è anche lo Stato che ancora considera le donne come una volta, cioè l'angelo del focolare, e che quindi fa gravare sulle donne tutta una serie di adempimenti. Quindi questa concezione antica della donna si scontra con quello che la donna è anche oggi e vi fa capire che cosa? Che nei paesi moderni, anche l'Italia dovrebbe esserlo e lo è da tanti punti di vista, le donne fanno figli se lavorano. Questo è dimostrato in altri paesi europei. Abbiamo paesi europei, penso ai paesi scandinavi ma anche alla Francia, in cui a un alto tasso di occupazione femminile corrisponde un alto tasso di fecondità. Perché? Perché le donne fanno figli se si sentono realizzate e se hanno una occupazione, cioè una stabilità lavorativa o comunque un reddito autonomo. L'idea che faccia figli la disoccupata, la casalinga, non è più un'idea sostenibile in Italia nel 2023, perché il sogno delle ragazze, non posso escludere che qualcuna sogni di essere come la donna degli anni 50, però la maggior parte delle ragazze sogna qualcos'altro, ha un sogno nel cassetto, ha un sogno di realizzarsi professionalmente e anche come madre, ma una volta che ha una certa autonomia. E questo spiega questo circolo vizioso. Le donne non lavorano e le donne non fanno figli. In altri paesi le donne lavorano e le donne fanno figli. Naturalmente questo ragionamento che si concentra molto sulle donne è un ragionamento che apre altri spazi e altre proiezioni, non è esattamente l'oggetto di questo talk, ma è un pezzo importante perché ovviamente soltanto un paese che cresce in termini di natalità e in termini lavorativi può essere un paese che contribuisce a sostenere il welfare. Abbiamo detto tasse e contributi sono la linfa vitale per il welfare. Ho bisogno di persone che abbiano un reddito, che lavorino, se non ho tasse e non ho contributi. E quindi l'altro tema che deve essere toccato è il tema della precarietà, perché ovviamente la precarietà di lavoro diventa precarietà di vita, lo viene detto ormai costantemente, sono quasi banalità quelle che sto dicendo, però il concetto della precarietà esistenziale è un concetto bloccante. Ormai l'Italia, la nostra società è diventata una società che viene classificata come una società che ha la sindrome del ritardo. Si esce tardi da scuola, si esce tardi dall'università, insomma dalla formazione, si entra tardi nel mercato del lavoro, sempre più tardi si trova un'occupazione più o meno stabile e quindi sempre più tardi si va a formare una famiglia autonoma, quindi si esce dal nucleo familiare e quindi questo ritarda ulteriormente il progetto di procreazione, perché i giovani lo posticipano sempre costantemente e chiaramente poi ci si scontra con la biologia perché sono sempre di più le donne che ricorrono all'inseminazione assistita o altre tecniche, proprio perché ormai non è infrequente trovare parti quindi primi parti, quindi donne primipare a 40 anni. Proprio recentemente ho letto delle statistiche sul sito dell'Istat, quindi le trovate molto facilmente. Sono aumentate tantissimo le donne che fanno il primo figlio a 40 anni e questo non è normale in un paese che vuole crescere, anche perché poi dopo il primo figlio ci si blocca. Naturalmente, accanto quindi al discorso che deve affrontare il tema della precarietà lavorativa, ci sono altre politiche che devono essere poste in essere se vogliamo riuscire a sostenere il welfare. Altre politiche che devono essere poste in essere perché dobbiamo tenere in considerazione il cambiamento della popolazione, cioè quei grafici che abbiamo visto all'inizio non ce li dobbiamo dimenticare. Quindi certamente noi dobbiamo considerare di spronare la natalità,
natalità e spronare l'occupazione giovanile, perché questo è il futuro, no? È la proiezione verso il futuro. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo una popolazione di persone di una certa età, quindi che cominciano a essere anziane, che è ancora in salute. Perché questo è il discorso, no? L'invecchiamento che viene, questa asticella spostata sempre più in là, ci porta certamente a molte malattie croniche, stanno molto aumentando le malattie croniche, stanno molto aumentando quindi le malattie non trasmissibili, quelle che derivano proprio dall'invecchiamento, e questo crea un problema. Ma dall'altro lato però noi abbiamo anche una popolazione di una certa età che comunque gode di abbastanza buona salute e che dovrebbe essere messa nelle condizioni in qualche modo di rimanere giovane sempre più a lungo, e rimanere giovane sempre più a lungo significa anche valorizzare la loro capacità, la loro conoscenza e il loro ruolo sociale. Una volta in molte società e adesso in altri paesi che non sono l'Europa, gli anziani erano molto considerati per la loro saggezza. Oggi gli anziani sono visti come consumatori, si parla di silver economy, ma in molte cose vengono considerati un oggetto obsoleto, in molte politiche, in molte situazioni. Quindi da un lato sì, sono consumatori importanti perché sono quelli che hanno i soldi, perché i giovani i soldi non ce li hanno, e quindi la silver economy si rivolge a loro perché possono spendere. Dall'altro lato però vengono considerati obsoleti in molti contesti. Per mantenere i giovani, scusate, gli anziani più giovani più a lungo, è importante considerarli ancora capaci di dare un apporto alla nostra società in vario modo. Quindi l'idea di cominciare a pensare a delle politiche più concrete rispetto a quelle che sono state fatte sino ad oggi, che riescano a tenere insieme giovani e anziani. Perché? Perché giovani e anziani stanno diventando dei competitors nel mercato del lavoro. Cioè effettivamente oggi nel mercato del lavoro noi rischiamo di creare quella competizione che proprio è il contrario di quel patto tra generazioni giovani e anziane che dovrebbe reggere il welfare. Rischiamo di creare una competizione perché da un lato gli anziani possono essere buttati via per assumere dei giovani, ma dall'altro lato a volte capita che i giovani invece non vengono assunti perché ci sono dei lavoratori anziani. Cioè siamo in una fase di conflitto generazionale in cui ci sono accuse reciproche anziché di collaborazione. Naturalmente, per poter porre in essere delle politiche per valorizzare le competenze dei seniores, dobbiamo avere delle figure specifiche e pensare a delle misure specifiche. Oggi si parla in certi contesti di age management, e questo è importante perché il manager che ha un certo numero di persone alle sue dipendenze di una certa età deve saper gestire quelle risorse. Ecco, diciamo che per esempio, fateci caso, la transizione dall'attività lavorativa alla pensione in molti casi è traumatica, e sono poco utilizzate delle forme invece di accompagnamento verso la pensione che potrebbero consentire a una persona di una certa età di rimanere magari per metà tempo nel luogo di lavoro, in modo anche di riuscire a creare una staffetta generazionale e poi avere una transizione quindi più lieve verso attività diverse, perché chiaramente è uno sconvolgimento di vita la pensione. Il nostro legislatore ha tentato qualche misura, però non l'ha resa conveniente. Se queste misure, diciamo, di accompagnamento verso la pensione non vengono rese convenienti per il lavoratore, la lavoratrice e per l'azienda, non vengono messe in campo, non vengono realizzate, perché è chiaro che la persona poi ha paura di rimetterci in termini pensionistici, in termini contributivi. Bisognerebbe trovare delle soluzioni, e ovviamente basta studiarle, che consentano di agevolare proprio una transizione soft, in cui ci può essere magari un part-time per un lavoratore anziano, magari un part-time anche fatto in alcuni casi in modalità agile, cioè da casa, magari parzialmente in presenza, un po' a distanza, in modo da riuscire a conciliare anche le sue esigenze personali, ma non per tutto l'arco della giornata o del periodo lavorativo standard, perché questo molte volte per molti lavoratori è difficile. Pensate che in alcuni contesti i lavoratori anziani vengono ancora costretti a fare le guardie, i turni, cosa assolutamente impensabile, quando magari sarebbero contentissimi
felicissimi di ancora svolgere attività lavorativa, ma a condizioni diverse, magari soltanto lavoro diurno o appunto a tempo parziale. Quindi queste soluzioni sono soluzioni che dovrebbero essere, secondo me, pensate concretamente, pensate al più presto, proprio perché si deve riuscire a trovare la possibilità di tenere ancora stretti al lavoro i lavoratori anziani per vari motivi. Per un discorso abbiamo detto che di evitare lo shock, ma questo è anche per evitare il trauma mentale, perché molte persone poi si deprimono, si impoveriscono, cioè l'attività lavorativa, la socialità crea, insomma, obbliga le persone a essere attive anche dal punto di vista mentale, a non lasciarsi andare, specialmente perché la proiezione poi di persone sempre più sole. Considerate che l'Istat ci dice che proprio gli anziani in futuro saranno sempre più soli, perché considerate, molti non hanno avuto figli. E quindi è difficile pensare a chi si occuperà di loro. Sì, saranno persone pagate apposta, oppure ci saranno delle strutture, ma anche chi ha avuto figli spesso ne ha avuto uno, oppure se ne ha avuto più di uno magari sono andati all'estero. Quindi la proiezione Istat è di anziani e in particolare di anziane, perché le donne vivono di più povere, più malate e più sole. Allora, l'idea di continuare a mantenere le relazioni lavorative, quella solidarietà che spesso si crea nei luoghi di lavoro, è anche funzionale a mantenere, ecco, il legame tra la popolazione anziana e quel tessuto sociale che altrimenti a volte un po' si perde, quindi queste persone rischiano di essere poi dimenticate e escluse. Naturalmente, per poter fare questo è fondamentale impegnarsi molto nella formazione delle persone più anziane, che è molto difficile. Cioè la formazione dell'adulto è una cosa molto difficile. Lo dico per esperienza. È molto più semplice insegnare ai giovani perché i giovani sono un po' dei contenitori in cui metti dentro delle cose e riesci in qualche modo a formarli, hanno la visione molto più aperta e riescono a crearsi una forma mentis. Una volta che uno è già strutturato diventa molto difficile. Però è anche vero che se le persone sono motivate e interessate, le cose si possono fare. Addirittura pensate, si sta utilizzando in alcuni casi anche l'intelligenza artificiale oppure la realtà virtuale per fare dei corsi di formazione anche alle persone di una certa età. Quindi, diciamo, le strategie per riuscire a continuare a formare queste persone ci sono. L'importante, insomma, è volerlo fare e poi anche in un discorso attento di age management è proprio quello di consentire loro di fare quello che sanno fare meglio. Certamente, come dire, una certa formazione magari tecnologica base è indispensabile, ma non occorre che diventino dei programmatori, possono continuare a fare altre attività sempre utili e inserite nel contesto giusto. È chiaro che il tempo corre e noi non abbiamo molto tempo davanti. Di questo si stanno rendendo conto molto lentamente il legislatore e la politica. E questo è il grosso problema del nostro paese perché di queste tematiche non si parla mai, non si parla mai neanche in campagna elettorale. Sono tematiche totalmente ignorate dalla maggior parte delle persone, ma un conto sono le persone comuni, un conto sono le persone che ambiscono ad avere dei ruoli di governo. Però invece le aziende hanno ben presente questi problemi, tant'è che il welfare aziendale si sta molto impegnando anche su questo fronte. Sul fronte della conciliazione vita-lavoro tantissimo, perché l'idea di perdere l'apporto delle donne è un problema, quindi le aziende adesso stanno cercando di porre in essere una serie di misure, azioni per i genitori. Quindi questo è un settore su cui le grandi aziende si stanno sensibilizzando molto, proprio perché ovviamente è un tema chiave. Se io voglio del personale qualificato, se voglio nuove energie, devo prendere i giovani. I giovani oggi chiedono anche di avere la possibilità di conciliare la vita lavorativa con la vita professionale, senza contare che le donne lo devono necessariamente fare, perché ripeto, lo Stato ha scaricato sulle donne tutta una serie di attività. Se ci pensate, noi siamo un paese in cui la scuola finisce a giugno, inizia a settembre, pensando che la famiglia sia ancora la famiglia di una volta, in cui c'erano dei nonni a casa che tenevano i nipoti, nonni che non ci sono più perché lavorano oppure non ci sono proprio.
La nostra è una società in cui la scuola finisce alle 12, all'1, no? Pensando che appunto i bambini tornino a casa e trovino una mamma che ha fatto il pranzo, era quella donna raffigurata prima tra le pentole, che ha fatto il pranzo e che li accudisca nel fare i compiti, cosa che non è più così. I doposcuola sono costosi, i centri estivi sono costosi, non esistono quasi gli asili nido. Noi abbiamo una copertura italiana degli asili nido che è a livelli scandalosi. Ci sono zone d'Italia in cui la copertura è sotto il 10%, noi mediamente arriviamo intorno al 20%, in Europa siamo oltre il 30%. Nel PNRR c'è qualcosa sugli asili nido, ma pochissimo. Insomma, se ne sono ricordati in extremis, questa è l'impressione che si ha leggendo il PNRR, ma l'investimento che dovrebbe essere fatto è un investimento che dovrebbe essere davvero superiore. È quello che tentano di fare un po' le aziende, col welfare aziendale, dando dei bonus, fornendo dei voucher per dei servizi. Ovviamente questo è soltanto così, mettere qualche toppa, perché in realtà il lavoro dovrebbe farlo ovviamente lo Stato. Noi in pandemia abbiamo improvvisamente scoperto che lasciare un bambino minore di 14 anni a casa è reato perché è abbandono di minore. Ma è quello che accade in moltissime famiglie quando i bambini all'una tornano da scuola a casa e non trovano nessuno. Quindi c'è questa grande contraddizione, l'idea che la famiglia italiana sia ancora una famiglia molto tradizionale, fondata su una madre che comunque sta a casa e dei nonni che in qualche modo riescono a gestire la situazione, cosa che non è più così e infatti le donne non fanno figli. Quindi sostanzialmente il nostro welfare è in totale disequilibrio, quindi l'equilibrio è meramente fittizio, è una finzione, insomma, in sostanza. Noi stiamo godendo di un welfare che non possiamo permetterci e dico noi, ma in realtà le generazioni più anziane, cioè che in pensione adesso è fortunato, perché non è detto che già la mia generazione potrà godere di questi benefici nonostante la contribuzione comunque venga versata. Quindi è un equilibrio che non è un equilibrio. Io vi segnalo che ho curato un volume che è open access, liberamente scaricabile sul sito di ADAPT. ADAPT è una casa editrice che però è anche un gruppo di ricerca e di studio che si occupa di tantissime tematiche. Ci sono delle collane che sono quelle dei Labor Studies che sono open access, cioè liberamente scaricabili. Basta che voi digitate anche in Google ADAPT e poi il titolo del volume che ho curato, quale sostenibilità per la longevità, lo trovate immediatamente e lo potete scaricare. In questo volume, insieme a molti colleghi e colleghe del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, abbiamo ragionato proprio su vari aspetti dell'invecchiamento e della sostenibilità dell'invecchiamento. E abbiamo anche ospitato il contributo di un informatico che ci ha proprio parlato dell'utilizzo della realtà virtuale per fare formazione anche alle persone anziane. E io vi ringrazio molto per l'attenzione.